Siamo con il vicepresidente di Confapi Venezia, Marco Dall'Acqua. Buonasera, vicepresidente. Buonasera a tutti. Le chiedo subito un commento sulle elezioni recenti a Portogruaro al nuovo sindaco e le prime richieste di Confapi al nuovo sindaco della città di Portogruaro. Beh, innanzitutto siamo molto contenti che la città di Portogruaro abbia un'amministrazione comunale che possa impegnarsi e mettere anima e corpo per lo sviluppo di questa città. Prime richieste, insomma, il governo della città si è appena insediato, speriamo appunto ci sia una continuità importante, quindi che si possa governare fino a fine legislatura e che si riesca a mettere in campo quelle azioni che riportino Portogruaro al centro della vita politica del Veneto orientale. Veneto orientale che si trova sempre spaccato tra San Donà e Portogruaro. Anche Corretto. gli ultimi dati della Fondazione Think Tank Nord-Est danno un aumento così dell'occupazione in generale nel Nord-Est, con punte a San Donà un po' meno nel portogruarese e una ricerca di lavoratori sempre più alta nel sandonatese, un po' meno marcato nel portogruarese, ma c'è ricerca di lavoratori. Sì, assolutamente. Allora, interessantissimo l'osservatorio della Fondazione Think Tank, che è appunto la base di questa analisi. Alcuni dati sono veramente interessanti. Abbiamo un 4,4% di aumento di occupazione nel Veneto orientale dal 2021 al 2023 compreso, con una punta del 9,9% nel territorio di Sodona di Piave, che rimane il traino di questo Veneto orientale. Ovviamente mancano moltissime figure lavorative, le nostre aziende sono alla ricerca di molte figure appunto da impiegare all'interno delle proprie aziende. Il colmare il gap tra domanda e richiesta oggi non è ancora di pronta soluzione, quindi in sostanza cerchiamo di continuare sul percorso che abbiamo fatto di formazione, allineamento delle competenze uscite dalla scuola rispetto al mondo del lavoro, ma la ricetta magica ancora nessuno l'ha trovata. Certo, abbiamo visto come in particolare anche ad esempio tra i laureati mancano, si fa fatica a trovare laureati in economia piuttosto che in tutte le specialità di ingegneria. Certo, c'è un tema anche di attrattività, spesso e volentieri il neolaureato appunto in scienze e discipline di questo tipo preferisce andare sulla grande città oppure spostarsi all'estero, e quindi il fatto di diventare il nostro territorio attrattivi per questo tipo di figure non è proprio semplicissimo, bisogna lavorare a più mani affinché appunto il territorio possa diventare attrattivo anche per questo tipo di figure. Anche in quest'ottica San Donà risulta più attrattiva di Portogruaro. Come si può fare a rendere Portogruaro più attrattiva? Beh, intanto bisogna fare un plauso al comune di San Donà e alla città tutta, perché in effetti guardiamo attualmente come un punto di riferimento dello sviluppo territoriale. Ricette magiche, ripeto, non ce ne sono, bisogna lavorare ogni giorno per cercare di dare risposte ai territori, ai cittadini, alle imprese e probabilmente fare anche sinergia tra le varie forze politiche, associative, insomma, e spingere tutti in un'unica direzione. Sicuramente si può fare, si può seguire la scia del trend positivo di San Donà, bisogna Lavorare lavorare tanto. tanto, lavorare tanto. Grazie al vicepresidente Marco Dall'Acqua. Grazie a voi, buona serata.